Buonasera a tutti, eccoci per un nuovo appuntamento del live streaming curati dal Centro Servizi Culturali, dal CSC. Oggi iniziamo con una nuova serie che sarà intitolata Fare cultura ad Oristano, perché abbiamo sentito l'esigenza di confrontarci con i responsabili delle strutture, degli istituti e degli enti culturali presenti nella città di Oristano. Perché questo? Perché crediamo che da operatori quali noi siamo sia fondamentale uno scambio di idee, uno, far conoscere anche quello che la nostra città offre, e due, proprio per una crescita degli operatori è fondamentale confrontarsi, perché è uno scambio di idee, si possono creare anche nuove collaborazioni, oppure anche far nascere nuove idee ad altri che ci ascoltano per far crescere il sistema cultura, chiamiamolo così, del nostro territorio. Quindi avremo una serie di incontri, avremo due parti, una che andrà in onda sino al 9 di luglio e poi dopo le ferie faremo una seconda parte invitando altri esponenti responsabili di strutture culturali della città di Oristano. Quindi partiamo oggi, poi il secondo appuntamento di questa serie sarà martedì, sempre alle 17:30, avremo ospite Francesco Guino, direttore della Fondazione Oristano. E allora, come primo ospite abbiamo invece l'architetto Silvia Oppo, che è direttore del Museo Diocesano Arborense, che è una realtà giovane della nostra città. Diciamo che abbiamo voluto iniziare con la presenza più giovane nella nostra città, perché da pochi anni, poi Silvia ci spiegherà come è nato anche questo progetto, però è la realtà più giovane, ma che in pochi anni ha non solo preso una visibilità e una presenza importante nella nostra città, ma si è ritagliato uno spazio veramente notevole a livello regionale e non solo, perché le proposte che questa struttura ha fatto sono state di richiamo per tutta la regione e non solo per la regione, quindi spesso ha attirato anche l'attenzione a livello nazionale per quanto veniva proposto, e quindi abbiamo deciso di partire con loro. Silvio Oppo appunto è architetto, ha indirizzato la sua professione prevalentemente al restauro della conservazione dei beni culturali, e dal 2015 è vice direttore dell'ufficio dei beni culturali della diocesi di Oristano e dal 2017 è direttore del Museo Diocesano Arborense. Allora Silvia, ci facciamo una chiacchierata, partiamo da qui. Come è nato il progetto del Museo Diocesano, quindi da dove si è partiti, anche il perché è nata questa esigenza? Bene, prima di tutto buonasera a tutti, grazie veramente di questo invito, forse non so se me lo aspettassi. Allora, il Museo Diocesano nasce per una volontà, inizialmente nasce veramente da una opportunità che si era presentata a partire dal 2003, cioè quella di avere dei fondi per ristrutturare una serie di locali in parte dismessi di proprietà della diocesi. E insomma la fortuna fu quella di vincere, di partecipare a questo bando, di vincerlo e di realizzare questo lavoro che insieme a due colleghi che sono Gianfranco Sanna e Aldolino mi vede progettista e direttore dei lavori. E quindi insomma diciamo che un po' è stato un po' un figlio questo museo. I lavori terminati poi nel 2012, proprio per volontà del nostro ex arcivescovo Monsignore Ignazio Sanna, nel 2012 il museo è stato istituito. È un museo molto grande, come sapete, perché ingloba tre ambienti, quindi abbiamo un totale di spazio espositivo pari a spazio utile di circa 1100 metri quadri. Nel 2012 quindi c'è, attraverso appunto decreto arcivescovile, l'istituzione del museo, ma poi si dovette attendere fino al 2015 per l'apertura di una prima sala, che poi è la galleria, con una mostra della statuaria tardo-barocca della cattedrale. Quindi quella fu, diciamo, la prima mostra che mi ha visto impegnata così lì nel museo.
Io mi sono parallelamente a quello che è il mio lavoro mi occupo, come tu hai detto, principalmente di restauro. Chiedo scusa, di restauro, di conservazione di beni culturali, però ho sempre, diciamo, lavorato anche nell'ambito della progettazione sia di spazi espositivi che anche di mostre permanenti e temporanee. E quindi insomma non mi aveva colto proprio impreparata questa prima esperienza. Poi nel 2016 c'è stata l'apertura totale delle sale del museo il 6 maggio del 2016. Quindi insomma sono 4 anni, diciamo, pieni di attività. Sì. Quindi stavi dicendo, Allora. è strutturato in questo modo, c'è una sala, un'esposizione, diciamo, permanente e poi delle sale temporanee. Allora, abbiamo la sala San Pio X, che poi era l'ex teatrino San Pio X, dove abbiamo l'esposizione permanente, quindi con il Tesoro del Duomo, che adesso vorremmo arricchire anche con altri beni che provengono da altre chiese, da altre parrocchie della nostra diocesi. Poi la galleria delle esposizioni che dedichiamo alle esposizioni temporanee, per lo più o quelle a carattere storico-artistico, mostre di arte antica, diciamo, e moderno, e poi gli spazi sotto, gli spazi voltati del seminario, che destiniamo per lo più alle mostre di carattere contemporaneo. Questo museo cosa fa? Qual è la missione, così, Esatto. no? Del nostro museo? Ovviamente è quella che però non è alla fine poi la principale, di conservare e valorizzare il patrimonio storico-artistico che custodisce, quindi testimoniare anche nel corso dei secoli l'evoluzione, no, storica della Chiesa. Ma adesso il Museo Diocesano, ma in assoluto in tutti i musei ecclesiastici, hanno un ruolo sociale che sta diventando, direi, fondamentale, è una parte fondamentale dell'identità di questi musei. Il maggio dell'anno scorso siamo stati a Roma in udienza privata dal Papa insieme agli altri direttori e collaboratori dei musei ecclesiastici. E il Papa ha parlato di cultura e ha detto: la cultura non è solo il monumento antico, la cultura deve essere vista nel suo senso vivo, dinamico, partecipativo. E quindi lui ha detto: i musei devono essere degli spazi vivi, degli spazi accoglienti, dove le persone si devono sentire bene e devono, attraverso le visite nei musei, migliorare anche il loro stile di vita. Cioè il museo deve fare anche questo, deve far crescere, far migliorare. E quindi diciamo che è questo che noi tentiamo di fare. Beh, insomma, è importante anche quello che insomma, Papa Francesco sostiene, perché è fondamentale. Le tue parole mi hanno riportato a un altro esponente della Chiesa che insomma, quando era in vita la Chiesa non ha tanto sostenuto, che è Don Milani, che appunto parlava che cosa voleva dire la cultura per far crescere le persone, quanto il sapere, il conoscere, il leggere, ma confrontarsi con tutto il mondo cultura, quindi con l'arte, col cinema, fosse la crescita per ogni persona e quindi di conseguenza la crescita per una società più equa e più solidale. Rimaniamo anche un attimo nella galleria, poi andiamo alle mostre. Qualche pezzo particolare esposto che avete, perché insomma Sì, pensando che la Chiesa e poi la storia della nostra città e del giudicato Arborea, ci sono anche alcuni passaggi importanti esposti. Allora, uno dei pezzi più belli che abbiamo, che era ospitato fino
al 2016 nell'Episcopio, nella Sala Gialla dell'Episcopio, è il Dossale Madonna con Bambino e Santi, che risale a una tavola toscana dipinta a base oro e risale al XIII secolo, e quello è uno dei pezzi forti, diciamo. E fra l'altro sai che prima di essere portato al museo, quindi questo mi ricollego anche al valore sociale delle attività, prima di essere portato al museo per l'apertura nel 2016 è andato questo Dossale nel carcere di Massama per un progetto che si chiamava Liberarte, promosso dalla soprintendenza, al quale abbiamo collaborato, ed è stata un'esperienza veramente bella. E poi abbiamo la sezione importantissima della cattedrale, di quelli che sono i reperti della nostra cattedrale medievale. E quindi, a parte le colonne che sono all'esterno nel giardino, e quindi nel loro terzo riutilizzo da Tarros alla cattedrale, adesso al porticato, però abbiamo i picchiotti bronzei tanto studiati, e i plutei marmorei del IX secolo, insomma, che anche quelli sono un po' l'emblema, ecco, del nostro museo. Invece, spostandoci, salendo su, le mostre, tu hai già parlato delle mostre temporanee, che sono, diciamo, anche quelle che maggiormente richiamano, perché appunto si rinnovano, vengono presentate con una grande frequenza, quindi sono diverse all'anno che vengono proposte. Hai già accennato un po' il criterio di scelta, ma in questi anni alcune mostre, ecco, che ti piace ricordare, che secondo te sono state importanti per il museo, ma non solo per il museo, ma per il territorio? Allora, diciamo che molte delle mostre sono produzioni nostre, produzioni del Museo Diocesano, in altri casi sono mostre che noi, insomma, selezioniamo, che ci propongono, e quindi che ospitiamo. Scusami se ti interrompo, questo è molto interessante, cioè il fatto che il museo produca anche delle sue mostre, che quindi vuol dire che c'è uno staff che sa progettare e realizzare delle mostre, come è anche importante far arrivare poi delle mostre dall'esterno, perché ovviamente il confronto, però averle tutte e due le competenze è positivo. Ti dirò, è molto difficile, perché purtroppo noi non godiamo di grandi budget, purtroppo non, come penso, insomma, si intuisca, si capisca, noi non abbiamo una programmazione a lungo termine, e questo è dato appunto dal fatto di non avere la certezza, ecco, di poter disporre dei mezzi per poterle realizzare, e quindi anche tutto quello che si realizza da noi ti assicuro che è a bassissimo costo, fatto di tanto impegno, ma è fatto soprattutto dalla passione delle persone che ci lavorano. Questo ritengo che sia fondamentale, come ritengo che sia fondamentale il team di persone che lavorano, perché altrimenti non saremmo andati da nessuna parte. Questo è poco ma sicuro. Allora, le mostre lì su in assoluto sono sempre state frutto di collaborazione con diverse persone, una fra tutti, per esempio Antonello Carboni, col quale ormai lavoriamo già da diversi anni. Diciamo pure che è il regista della nostra diretta. E poi però abbiamo anche altri curatori che lavorano, che hanno lavorato con noi. Posso citare Annerita Punzo, Bianca Laura Petretto, Efisio Carbone, insomma adesso ricordo loro. E per quanto riguarda le mostre che abbiamo organizzato nella galleria, a parte l'ultima, che è stata poi anche Somiglianze di
di famiglia, che poi è stata anche il benvenuto per il nostro arcivescovo Monsignor Carboni, che si sta appassionando della struttura e delle iniziative che facciamo e che condivide, insomma, con piacere queste iniziative e queste scelte. E quella sicuramente è stata molto importante, penso, per Oristano e per tutti gli oristanesi che hanno risposto molto, con molta partecipazione, sì. E abbiamo esposto le opere di Contini, di Corriga e di Amore e di Fardis nello spazio della galleria, poi con addirittura, insomma, abbiamo occupato anche parte del ballatoio della sala San Pio, e poi anche le altre mostre sempre di artisti importanti, fondamentali per l'arte sarda del Novecento, come Gavino Tilocca, Liliana Cano, Amore. Era stata bellissima la mostra Ceomo, dove abbiamo ripercorso cronologicamente, insomma, la sua storia attraverso le raffigurazioni, appunto, di Cristo. Bene, il museo, proprio perché è un museo moderno e giovane, non si ferma alle esposizioni, no, perché poi ha altre attività. Sì. C'è un'attività sia di didattica, sì, e c'è un'attività anche di appuntamenti culturali che puntualmente viene proposto dal museo. Sì. Allora, gli appuntamenti, la didattica sia per le scuole, ma anche attività laboratoriali che rivolgiamo ai bambini, soprattutto nel periodo estivo. Speriamo adesso di poter riuscire in questa situazione a proporre qualcosa, sfruttando, insomma, lo spazio bello del nostro giardino. Abbiamo all'inizio di settembre, all'inizio dell'anno scolastico, distribuito una brochure con un'offerta abbastanza ampia sia di visite guidate, perché adesso abbiamo anche in qualche modo offerto la possibilità di visitare, oltre alle visite guidate alla cattedrale che noi sempre facciamo, anche le carceri arcivescovili e anche la zona che c'è nel piazzale, insomma, nel sagrato della cattedrale, delle tombe bizantine, quindi quello è un altro piccolo circuito, e poi la chiesa del Carmine, ma anche nel progetto MAB sarebbe Museo, Archivio, Biblioteca, e questa è una cosa che abbiamo attiva già da 2 anni e che ha riscontrato molto successo anche sia dai bambini delle scuole, perché ovviamente adattiamo l'offerta a seconda dell'età, esatto, della scuola, e trova molto interesse, perché organizziamo una visita sia all'archivio storico diocesano e alla biblioteca del seminario, che sai, insomma, sono dei veri tesori, e quindi questo interessa molto, piace molto come attività. Sì, da questo punto di vista. E poi le altre attività sono anche date dalle collaborazioni, le collaborazioni per esempio con l'Ente Concerti, che già da alcuni anni organizza da noi la rassegna autunnale di concerti pomeridiani della domenica, e anche poi nel giardino l'estate, ma anche le conferenze, per esempio con l'Associazione Amici del Romanico, con l'Università di Cagliari, e presentazioni di libri, anche collaborazioni con l'iniziativa Leggendo Ancora Insieme, e tutta una serie di cose, però anche altre attività
legate al sociale, ecco, questo sì. Per esempio c'è un'iniziativa alla quale aderiamo della MEI, che è l'Associazione Musei Ecclesiastici Italiani, che si chiama Se Scambio Cambio, ed è un'iniziativa che si svolge in 2 giorni, in primavera, quest'anno purtroppo è saltata, e lì si mettono in moto una serie di dinamiche che sensibilizzano allo scambio, ovviamente non solo materiale, ma anche sociale, interreligioso, insomma tutta una serie di iniziative che si possono proporre. E poi ecco, un'altra collaborazione è comunque che sempre, insomma, in questi anni ci ha visto vicini al carcere. Ti dicevo prima l'iniziativa del dossale portato dentro le carceri, però poi abbiamo organizzato un'asta benefica con le opere realizzate dai carcerati, e poi abbiamo ospitato la tela di Salvatore Garau, che è stata realizzata in carcere durante la registrazione del suo film, e lì anche in quell'occasione abbiamo ospitato anche dei detenuti che sono venuti proprio in museo da noi, insomma sono state veramente delle esperienze. Lo stesso iniziative, ecco, di questo tipo, come ti dicevo, interculturali, religiose, le abbiamo messe in campo con l'Osvic, e quindi anche con loro, e poi con la Caritas, e anche con voi ovviamente. L'ultima mostra della Caritas, alla quale comunque abbiamo partecipato anche entrambi. No, beh, allora, il quadro che hai tracciato dà subito l'immagine di una struttura che è veramente calata nel territorio. In quest'ultima parte, quando hai parlato anche delle collaborazioni con diverse altre realtà oristanesi e non oristanesi, dalla dimensione proprio non di chiusura ma di apertura, e sicuramente questo dinamismo è anche favorito da questo modo di essere aperti. E adesso, cioè, tutti noi che lavoriamo, ci occupiamo e dirigiamo delle strutture culturali, insomma, in questi ultimi mesi abbiamo dovuto subire, come insomma tutte le persone, però oltre a quella dal punto di vista personale, tutti abbiamo chiuso le nostre strutture al pubblico e si sono fermate, e quindi abbiamo vissuto una fase abbastanza difficile, credo. Poi insomma mi racconterai com'è stato affrontare l'emergenza Covid-19 che ci ha costretto a fermarci, e quindi a ripensare un po' il nostro modo di lavorare, il dover riaprire. Ormai il museo è rientrato, diciamo, in piena funzione, perché da sabato è diventato operativo anche all'interno. Quindi cos'è stata questa esperienza dura, però come l'ha vissuta il museo, e come appunto si è ripartiti? Allora, il museo è stato chiuso, però insomma, diciamo così, all'interno i manutentori hanno lavorato, insomma, abbiamo fatto un po' ne abbiamo approfittato, ecco, diciamo così, per intervenire, insomma, su una serie di situazioni. Però abbiamo sempre lavorato guardando alla riapertura. Cioè, guardando alla riapertura e a riprogrammare tutti, ecco, la disperazione non ci ha proprio mai colti. Abbiamo in quel periodo lavorato ti dico, ci è dispiaciuto tantissimo, perché per certe cose che avevamo già in campo, ed erano soprattutto le attività con le scuole, perché ne avevamo tantissime. Avevamo programmato una serie proposto, e avevamo tantissime adesioni per dei laboratori sulla Pasqua, mettendo in relazione, avevamo studiato, insomma, mettendo in relazione la nostra Pasqua con la Pasqua ebraica, insomma erano dei giochi divertenti.
E quindi queste le abbiamo proprio, questo all'inizio c'è stato un attimo di disappunto per questo, però poi abbiamo lavorato subito pensando a questa riapertura che poi sarebbe stata a giugno, luglio, insomma, ma non la pensavamo, ecco. E poi abbiamo, come tutti quanti, siamo stati presenti sui social, sia con un po' raccontando il nostro museo, raccontando quello che ospita, rispondendo alle call del MIBACT come tutti, no? Alla Museum Week, adesso mi viene in mente quella e tante altre, e anche proponendo per esempio una nuova rubrica a spasso per le chiese della, mi sembra si intitoli così, a spasso per le chiese della nostra diocesi, quindi far conoscere un po' il nostro territorio, e questo continuiamo a farlo anche in virtù del fatto, no, di offrire e di dare spunti per eventuali gite, no? Momenti culturali e spirituali al di fuori proprio della nostra città. Però la ripartenza, siete ripartiti come prima o, Sì. o siete frenati? Cioè Allora, nel senso no, che... allora io ti devo dire sinceramente, quando avevano dato la data del 18 maggio per riaprire, io ho detto ma noi no, aspettiamo perché dobbiamo riaprire bene, perché vediamo così. E poi niente, abbiamo avuto questa idea di riaprire a metà, di riaprire offrendo lo spazio del nostro giardino, offrendolo ai visitatori come primo approccio, no? Come primo inserirsi prendere confidenza con gli spazi esterni e poi di metterlo a disposizione di un'arte, quella della ceramica, che è tanto importante a Oristano. E questo l'arcivescovo Monsignor Carboni è stato molto entusiasta di questa cosa, perché ha detto dobbiamo ripartire da noi, dobbiamo ripartire da quelle che sono le nostre radici, quindi da mettere in primo piano queste cose. E allora con Antonello abbiamo pensato questi fictores di Oristano, e allora è stata una piccola cosa, però penso sia stata molto gradita da tutti. Beh, anche perché se io non ricordo mai è stato anche il primo segno il 18. di attività. Noi abbiamo riaperto il 18 è stato mattina. proprio il primo segno che la città ha Sì, dato di apertura, sì, quindi sì. fondamentale. Così ci è sembrato un po' simbolico, ecco, sposare questa data. È stato importante, perché poi le difficoltà sono tante, perché ancora adesso ci si scontra quotidianamente con le normative, che ovviamente è giusto per la sicurezza di tutti, ma non è semplice, perché uno bisogna anche acquisirle come operatori nel gestirle bene, e poi a volte è difficile anche rapportare con l'utenza, far capire che alcune cose bisogna farle per forza per non mettere a rischio il tutto, no? Poi strutture dove ci sono appunto si rischia che poi vengano anche chiuse perché non si rispettano le normative, quindi bisogna andare un po' con i piedi a passo lento. La fortuna del nostro museo è che è ampio, e quindi questi ampi spazi ci permettono anche di accogliere dei numeri abbastanza, insomma, importanti, rispettando quelle che sono le normative vigenti. E quindi niente, alla fine abbiamo, insomma, un po' temporeggiato, un po' impauriti, però poi decisissimi abbiamo deciso che il 20 non si poteva andare oltre, e quindi il 20 giugno abbiamo riaperto inaugurando la mostra, che era la mostra pasquale della Pasqua, Miserere racconti votivi, che però abbiamo arricchito di nuovi significati, e abbiamo ripreso il discorso che aveva fatto il Papa quella sera di marzo terribile nella piazza San Pietro, e da lì siamo ripartiti per raccontare la storia di questi, insomma, dispositivi votivi, insomma, questi chiamiamoli così, di questi oggetti realizzati da un artista,
e Giovanna Boscani, e sono messi in raffronto con degli ex voto antichi che provengono dai santuari della nostra diocesi del Rimedio di Bonarcado e dalla chiesa di San Palmiro a Ghilarza. E in più la mostra è completata da una Via Crucis di Gianni Gneddu e da un angelo, un bellissimo angelo porpora di Giovanni Sanna che dovrebbe, no? Traghettare, trasportare in cielo questi pensieri, questi ex voto. E quindi insomma così abbiamo riaperto. Nella galleria invece abbiamo ancora fino al 12 luglio la mostra Terra d'abitare, è una mostra fotografica prodotta dalla CES, dalla Conferenza Episcopale Sarda, curata da Salvatore Ligios, con le fotografie di 10 fotografi sardi, 10 quante sono le diocesi della Sardegna, che esprimono in queste foto i disagi dei loro territori, in alcuni casi della natura. E poi continuiamo. Ascolta, invece hai parlato prima della squadra, dello staff, insomma, quanti siete al museo? Perché non siete tantissimi. No, non siamo assolutamente tantissimi. Allora, abbiamo adesso due figure che sono due guide turistiche, addetti museali, che però non sono solo questo, perché si occupano preparati in tal senso sia della didattica che dell'organizzazione, della cura anche sia di mostre che degli oggetti, degli allestimenti. Poi abbiamo due tirocinanti e una veramente adesso è diventata una collaboratrice, perché è stata una nostra tirocinante, si è laureata a marzo a Torino, fra l'altro con una tesi in antropologia sul nostro museo. E adesso è una nostra collaboratrice e segue le pagine social. E poi abbiamo i manutentori della diocesi, che però una parte del loro tempo lo dedicano al museo e quindi allestiscono, curano, così. E poi ecco, ti dico, alla necessità abbiamo apporti, inevitabilmente apporti esterni e collaborazioni esterne. Sì. Bene, adesso invece una domanda, visto che ormai da anni sei impegnata direttamente anche col museo, cosa vuol dire fare cultura ad Oristano? Oddio, guarda, a me sembra una domanda che, non lo so, mi lascia così, perché io non so se faccio cultura, ecco, forse sì. Beh, non una proposta lo so. culturale una proposta culturale la offro. Non lo so, ti dico che quando abbiamo aperto questo museo, per me la gioia più grande, e la gioia più grande ogni volta che sono lì e che c'è qualche iniziativa, è quello di mettere a disposizione lo spazio e delle persone, e di mettere e di offrire quello che facciamo per un arricchimento. Per questa apertura abbiamo esposto un'opera che è un'opera che era stata realizzata di Daniela Frongia, che era stata realizzata per la mostra Oikos, la nostra casa. E l'avevamo acquisita e adesso l'abbiamo esposta in maniera permanente. E mi era sfuggito, adesso non mi ricordavo il titolo di quest'opera, e quest'opera si intitola Tramite. E nell'intenzione ovviamente dell'artista era il tramite fra la terra e il cielo, quindi fra l'uomo e Dio. Però io ho visto in questo titolo, in questa parola tramite, un significato per il nostro museo, e cioè un ponte
un mezzo per. Ecco, io vorrei che il museo la cultura, quello che facciamo sia un mezzo per avvicinare la gente all'arte, alla bellezza, alla cultura, che sia un posto per stare insieme, per avvicinarsi alla bellezza, no? Alla bellezza spirituale, ma non solo, che le opere che esponiamo rappresentano. Oh, bello, sai, tra l'altro anche da poco Papa Francesco ha ripreso questo tema, cioè visto che siamo in un'epoca dove molti vorrebbero costruire muri, invece c'è una grande necessità di mettere ponti, e quindi la cultura credo che sia proprio il ponte più importante da tenere sempre bene aperto e allargarlo, perché serve per comunicare, per confrontarsi, come hai detto tu anche prima. È molto interessante quel laboratorio che purtroppo è saltato per l'emergenza, del confronto tra la Pasqua cristiana e la Pasqua ebraica, perché permette di entrare, di confrontarsi con altre religioni o con altre culture, quindi il ponte è sempre importante. E un'altra cosa, per rimanere anche per attivare questo confronto, secondo te, in generale, uscendo anche dal museo, guardando un po' adesso dall'esterno tutto quello che il sistema Oristano offre, quali sono punti di debolezza e quali sono i punti di forza? Cioè, su che cosa si dovrebbe, secondo te, investire per far crescere questo ponte? La cultura, oppure che cosa abbiamo che invece è anche già bello solido, importante, però magari dovremmo lavorarci ancora un po' di più per renderlo più interessante e più fruibile. Allora, guarda, io penso che in quest'ultimo periodo ci siano tante attività, tante cose si stiano facendo, sia il comune con l'istituzione della nuova fondazione, no? E quindi ha adesso un comitato che dovrebbe lavorare, quindi che lavorerà in tal senso per promuovere insomma, le iniziative e quindi il nostro territorio. E i punti di forza ce li abbiamo, sono tanti, a partire dai beni culturali, dal paesaggio. Si tratta forse di riuscire a comunicarli meglio, a farli diventare unici. No? Unici nel loro genere e tentare forse di coordinarli, ma in assoluto io penso che nella provincia di Oristano, nel nostro territorio allargato di Oristano, quello che manchi effettivamente è la comunicazione, ma una bella comunicazione, un bel piano di comunicazione del nostro territorio verso l'esterno, strutturato, coordinato, una cosa veramente importante, perché penso che senza di questo rimaniamo all'interno del nostro recinto, non riusciamo. Ormai la gente acchiappa, no? Acchiappa al volo i messaggi, non si sofferma più di tanto sui messaggi. Poi dopo, se tu riesci magari a acchiapparli, mi rendo conto che forse è anche un po' brutto, un po' triste, no? Dire questo, però forse è il mezzo, no? Per acchiapparli e poi dopo portarli a capire, a vedere con delle modalità più slow quello che sono le nostre bellezze culturali, paesaggistiche, insomma del nostro territorio. Questo penso sia importante. Beh, sì, è fondamentale, sì. Anche perché sennò poi si rischia anche di rimanere troppo chiusi solo nel proprio ambiente, quindi quel ponte non funziona, vuol dire che sarà solo su una sponda. Invece quello di allargare è fondamentale, è comunicare, no? Quindi lavorare sia in loco ovviamente, perché noi si deve lavorare tanto per i cittadini, ma con un'apertura verso l'altro. Ultima cosa, così chiudiamo la nostra chiacchierata. Come responsabile del museo diocesano, come direttore del museo diocesano alborense, qual è il tuo sogno? Cosa ti piacerebbe? Qualcosa che dici, questo è il mio sogno?
Guarda, non lo so, perché io mi sento già grata e onorata di quello che faccio e per me è già questo un sogno. E quindi non- niente, di continuare a fare le cose che facciamo, farle sempre meglio, no? Con più input, con più collaborazioni. Ecco, questo mi piacerebbe molto. Collaborare anche con... già lo facciamo, per carità, però mi piacerebbe insomma allargare sempre di più. Abbiamo collaborato con il comune, continueremo a farlo con la provincia, con le soprintendenze, però ecco, collaborare ancora di più in maniera più fattiva, questo mi piacerebbe molto, essere, no, un pezzo di un qualcosa più grande che si può offrire, e quindi insomma mettersi a disposizione, ecco, questo sì, non lo so, sarà che questa è una mia vocazione, quindi allora speriamo che questo Dai. sogno si realizzi. Noi chiudiamo questo appuntamento, ovviamente finisce la diretta, ma chi vuole può segnalarli agli amici per rivedere, perché rimarrà nel nostro canale questo incontro. Io ringrazio Silvia Grazie a Oppo. voi. Vi invito ovviamente a visitare il Museo Diocesano Arborense. Per noi diamo per scontato, ci fermiamo sempre al Museo Diocesano e non aggiungiamo l'ultima parte, perché ne vale la pena, è una bella realtà che abbiamo nel nostro territorio, e poi credo che i primi comunicatori di quello che abbiamo dobbiamo essere noi cittadini di questa città, cioè se noi abbracciamo e amiamo veramente il patrimonio che il nostro territorio ha, diventiamo veramente il volano per far conoscere all'esterno quello che noi offriamo. Insomma, se ci sentiamo bene e la viviamo al meglio, la città che ci ospita sicuramente potremo trasformarla e renderla sempre più bella. Quindi grazie, vi diamo allora appuntamento per martedì 30 con Francesco Binu, direttore della Fondazione Cultura, quindi insomma una realtà giovane, perché la Fondazione Cultura nasce da 12 mesi, proprio se non ricordo male in questi giorni, ma ovviamente è un'eredità della Fondazione Sartiglia, e quindi c'è una storia molto più lunga, e avremo modo di confrontarci su quella che è stata l'evoluzione di questa istituzione e come si sta lavorando. Quindi grazie, ringrazio il nostro regista Antonello Carboni e buona serata a tutti.